coordinatore fondamentale della circoscrizione portoghese della Lega Nord. Benvenuto intanto a questa nostra seconda puntata di questa video rubrica di portogallo.net. E con Alessio Geremia vorrei parlare intanto di questi primi mesi, perché tu sei stato votato ed eletto metà dicembre 2012, quindi insomma sono passati 2 mesi e mezzo, poco più, 3 mesi, e intanto così, questi primi mesi di approccio alla circoscrizione, dal coordinamento, perché tu ovviamente c'eri già dentro come segretario di sezione del Taglio Veneto, però adesso la vivi appunto da coordinatore. Come sono questi primi mesi di lavoro? Innanzitutto grazie dell'invito. Questi mesi sono stati per la mia figura, per il coordinamento, abbastanza impegnativi. Siamo partiti subito in quarta, sia perché c'era la campagna elettorale per le politiche, adesso stiamo lavorando per comunque dare il nostro contributo, aiutare insomma, le elezioni amministrative a San Stino, e nel frattempo noi dobbiamo mandare avanti il nostro programma, insomma quello che io avevo presentato al congresso di metà dicembre. Questo programma diceva che ci sarebbe stato molto più dialogo, magari in confronto al passato, magari senza toni politici, ma semplicemente una visione chiamiamola giovanile, in cui le convocazioni, le comunicazioni viene fatto molto di più attraverso la tecnologia attuale, quindi usare anche i canali social network come può essere Twitter, Facebook, il mailing list, di sfruttare il web 360 gradi sia per i cittadini all'esterno, diciamo, e soprattutto all'interno come metodo di comunicazione, visto che ormai tutti i segretari sono di età giovane, hanno un approccio molto più diretto, più veloce con la tecnologia, e sfruttiamo questa cosa per tenerci comunque costantemente informati e allo stesso tempo di poter scambiarci delle opinioni quasi in diretta. Facciamo tantissime cose, io ho notato questa cosa, che hanno tantissime idee, sia i segretari che i militanti stessi, però hanno avuto un po' di difficoltà a venderlo, quella è una cosa quasi commerciale, di riuscire a comunicare al cittadino che cosa faceva. Siamo passati, diciamo, da un 26% del Veneto, ultime politiche, a un 30% e più, insomma, quando c'era le regionali con il nostro cavallo di razza, insomma, che era Zaia, e a un 10-11%, insomma, per cento dopo. Quindi è sottolineato di tutto che c'è qualcosa che non ha funzionato. Nei livelli locali la stessa cosa, non è che nel nostro livello abbiamo ottenuto gli stessi standard di 5 anni fa o di 3 anni fa o di 2 anni fa in base insomma alle ultime elezioni che si sono verificate. Ti lancio una provocazione, per la strada, per la Vox Populi, va per la maggiore un senso civico, cioè quindi anche per le elezioni, da quelle politiche, quelle comunali, vanno forte le cosiddette liste civiche. Questo perché, lo sappiamo, c'è stato questa repulsione per la politica, per i partiti che ha coinvolto tutti praticamente, compresa la Lega, eccetera, e non stiamo qui ad ampliare il discorso perché insomma si sa. Da parte tua, e questo appunto lo rivolgo a te come coordinatore ma anche come consigliere, però come esponente appunto della Lega, secondo te è possibile che un po' alla volta la Lega si smarchi da diciamo un simbolo politico e si faccia più che altro come lista civica portatrice di alcuni temi che l'hanno per sempre caratterizzata, e quindi questo può far ritornare un po' l'appeal nei confronti della Lega, magari sotto un altro nome, meno politicizzata e quindi più vicina di nuovo ai cittadini? Lo dico a te, magari da giovane, che quindi insomma sono cose che si sentono in maniera forte queste. Questo può accadere sicuramente a livello locale e comunale, perché a livello comunale, diciamo nei piccoli comuni, insomma, che il Portuguese non ha grossi comuni ma forse il capoluogo Portogruaro,
non c'è anche quando si va a eleggere il sindaco, non si elegge il sindaco per il simbolo. L'abbiamo sempre detto, non solo noi, insomma, la gente lo dice che vota la persona. Questo ci deve fare pensare, questo noi dobbiamo prenderlo in considerazione. Io vedo tantissime brave persone che se messe però all'interno di una lista in cui c'è il simbolo Lega, non è solo il simbolo Lega, all'interno che l'unico simbolo è quello dei partiti, è difficile che questa lista riesca a vincere, a meno che non ci siano dei casi molto eclatanti o delle eccezioni, insomma sì, tuttora ci sono delle eccezioni. Sicuramente dal mio punto di vista il solo simbolo non tira più come si usa a dire, perché dopo ci devono essere persone. Le persone devono essere riconosciute dal cittadino, dalla gente comune, e quindi devono essere persone in gamba, persone che sappiano amministrare, persone che sappiano parlare con la gente, persone che ci mettono dell'impegno insomma, in quello che fanno e non perché insomma, si cerca nella politica una carriera quasi lavorativa. Ecco, vi faccio un piccolo collegamento alla domanda precedente. Una delle analisi che si possono fare questo Movimento 5 Stelle, lo cito io, insomma, che ha fatto questo grande SOA, è un significato per dire ai partiti, cioè è il significato, l'unica cosa che la vera analisi dal mio punto di vista è partiti ci avete stancato, per non dire una cosa un po' più forte e volgare, no? E infatti adesso si vede che non riescono nemmeno a fare un governo o addirittura cercano accordi improbabili destra o sinistra che allora a questo punto non avrebbero significato o fatto di esistere i simboli oppure gli schieramenti si potevano fare gli accordi. La gente ci ha detto adesso siamo stanchi, abbiamo bisogno di risposte, dovete anche voi tagliare qualcosa perché noi la cinghia, l'ulteriore buco nella cintura che si continua a mettere anno dopo anno va bene, se c'è da pagare, parlo un po' del Veneto, il Veneto, ma non solo Veneto, anche altre regioni vicine a noi, insomma, sono disposte, perché hanno sempre pagato le tasse, sono disposti a pagarle, però il gap così alto tra chi fa politica e tutte quante le agevolazioni e benefit che ha e il cittadino che continua a tirare questa cintura, questa cinghia, non va più bene e ce l'hanno detto in maniera eclatante. Se il politico, chi sta ai piedi alti, continua a pensa di non tenere conto su questa cosa, è destinato a breve termine a morire, secondo me. Ho capito. Guardiamo un attimo a Telio Veneto, quindi appunto si diceva tu sei consigliere di maggioranza e negli ultimi mesi ti sei fatto un po' sentire, soprattutto dopo che ci sono state le dimissioni dell'assessore Luca De Luca, Sì. È stato scelto Oscar Cicutto e tu in vari giornali locali dicevi che il sindaco Tamai non ti aveva interpellato e per questo avevi alzato un po' la voce. Ci spieghi un po' questo? Cioè vuol dire che il Cicutto non ti stava bene o più che altro che c'era bisogno di una consultazione generale da parte di tutta la giunta con ovviamente il sindaco a far da capofila? Allora, qui diciamo dopo si sta presto a fraintendere, insomma. Ecco, Quindi siamo qui per chiarire. Esatto, io non ho nessun problema, anzi, insomma, mi piacerebbe passare, insomma, così anche se domani dovessi finire un mio mandato, non so, e non essere rieletto non è un problema, però il famoso, visto che si usa a dire ultimamente il tappo in bocca, non mi è mai piaciuto. E alle volte è un po' tutto un collegamento fra tutte queste domande che hai fatto, quindi hai fatto delle ottime domande, insomma. E le liste civiche si parlava prima. Sì.
forse credo che da oggi o da domani inizieremo a fare delle vere e proprie liste civiche. Se uno pensa che fare delle liste civiche significa mettere tanti partiti insieme, può funzionare, può andare bene, ma la vera e propria lista civica, dal mio punto di vista, è che si smarca un po' dai partiti per il bene del cittadino, per il bene comune del territorio. Certo. Esatto. A Taglio Veneto era una lista civica, c'erano diverse persone con delle idee, o comunque schierati, insomma, apertamente, anche senza tessera, però schierati e con indipendenti. È stata definita lista civica. Spesso anche in tutti i comuni ci si nasconde dietro il nome lista civica, però ci sono lista civica, io metto la virgola e aggiungo un aggettivo partitica, lista civica partitica. E anche a Taglio Veneto non è che è successo così. Infatti io mi ricordo benissimo che 3 simboli hanno appoggiato, 3 partiti hanno appoggiato questa lista. Poi se si mette un assessore, e io sono segretario sia di questo del partito locale, poi adesso sono commissariato, però sono segretario del mandamento della circoscrizione portuguarese, e non mi viene chiesto nessuna opinione, mi viene solo detto secondo me il sindaco dice e questa è la persona più adatta. Io dico, dal mio punto di vista politico, bisogna sottolineare questa cosa, perché dopo delle volte si tende a sbagliare e qualcuno se la prende sul personale. Certo. Ma non è nulla di personale, non è la persona più adatta a un anno delle elezioni a fare con tante piccole ma grandi cose da portare a termine la persona, anche soprattutto sotto il punto di vista politico, il migliore che si aveva in lista, in società. Questo è quello che io criticavo. E chiudiamo questa nostra intervista con se hai degli appuntamenti da dare, insomma, se ci sono degli appuntamenti, se c'è qualche evento particolare prossimamente in programma nella circoscrizione o in generale nella Lega nel Veneto. Beh, allora, per quanto riguarda la circoscrizione, noi fra 2 mesetti ritorneremo a fare questa assemblea dei militanti, Sì. che sarà un punto dove confrontarci, dopo viste anche le ultime mal di pancia, chiamiamoli, oppure gli ultimi scambio di idee, ecco, anche acceso o meno. Servirà soprattutto per ricompattare, per guardarsi in faccia e dirsi le cose. Dopo, siccome abbiamo un obiettivo che non è quello della sedia, noi quello della carrega o della poltrona, abbiamo un altro obiettivo noi della Lega, soprattutto noi militanti che stanno al freddo fuori quando c'è da fare il gazebo o campagna elettorale, e ci ricompatteremo, ci guarderemo in faccia, ci manderemo anche quel paese, ma non è un problema quello, perché alla fine l'obiettivo è un altro il nostro, quindi lavorare per il cittadino, e torneremo a fare questo assolutamente, ne sono sicuro. E poi abbiamo una grossa battaglia che è quella di Sostino per le comunali, e quindi a breve queste saranno le cose più imminenti. Poi abbiamo altri progetti in cantiere da lavorarci, però siccome vogliamo fare le cose fatte bene, le faremo con i tempi necessari, che potrebbe essere anche un giornalino informativo che girerà tutti gli 11 comuni del Portuguarese, per informare che cosa fa ogni comune, che cosa fa ogni consigliere della Lega, amministrazione o meno, e che cosa fa la Lega per i cittadini. E poi ringraziamo appunto Alessio Geremia, consigliere di maggioranza di Taglio Veneto, nonché, come si diceva, coordinatore fondamentale della circoscrizione portoghese della Lega Nord. L'appuntamento con invece la videorubrica 3 minuti un sofà riprende prossimamente, sempre qui su portogallo.net. Grazie.